Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Protesta oggi negli ambulatori dei medici di famiglia che nel pomeriggio accoglieranno gli assistiti a lume di candela. Un'iniziativa messa in atto dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. A spiegarne le ragioni è il segretario regionale Fernando Agrusti. Ma perché viene fatta questa protesta? Perché nell'ultima finanziaria sono stati stanziati dei finanziamenti per riconoscere una sorta di contributo per l'aumento delle spese energetiche a varie categorie, tra cui vari studi professionali. Gli studi di medicina di famiglia sono stati praticamente ignorati da questa finanziaria, così come siamo stati ignorati per quanto riguarda questo recupero di circa l'1,5% dell'inflazione che è stata riconosciuta ad altre categorie. Ecco, noi siamo dei liberi professionisti, però di fatto non abbiamo la possibilità di recuperare gli aumenti dei costi perché il nostro stipendio, diciamo, viene concordato a livello nazionale da un accordo collettivo nazionale, quindi che non presuppone la possibilità di ricavare altri costi a carico naturalmente dell'assistito. Abbiamo fatto questa protesta, che è una protesta che non incide assolutamente sui nostri assistiti, a cui siamo molto legati, tanto è vero che nulla peserà a carico degli assistiti e quindi soprattutto in questo periodo in cui c'è molta gente che ha l'influenza e anche la pandemia del Covid, insomma, ha rialzato la testa. La medicina territoriale è un pilastro fondamentale di questo Servizio Sanitario Nazionale e spegnere, quindi, e qui arriviamo all'allegoria della candela, spegnere questa medicina territoriale o comunque ridurla di molto e in qualche modo spegnere l'intero servizio sanitario nazionale. Sono piene di speranze di trovare occupazione le 80 persone che oggi hanno partecipato al confronto diretto con le imprese artigiane che cercano specifiche figure professionali. Il Matching Day Job organizzato da Confartigianato e Regione coinvolge una ventina di imprese per un'ottantina di posti di lavoro. Per questa attività che vedeva coinvolte oggi una ventina di aziende abbiamo raccolto 280 curriculum. Abbiamo fatto una intensa attività di preselezione rispetto ai requisiti richiesti e alle esigenze aziendali. Abbiamo portato in presenza oggi 84 persone che avranno la possibilità di incontrare queste 18 aziende su un'opportunità per loro, sicuramente per mettersi in gioco, per trovare quel lavoro che magari stanno cercando. Lei in che cosa è specializzato in modo particolare? Administration Finance Control, AFC. E ho praticato praticamente, sono stato referente estero per una società italiana nelle Filippine per 13 anni, dopodiché Covid eccetera eccetera, ristrutturazione aziendale, taglio del personale e siamo tornati in madre patria del Friuli. Io sarei specializzato sul settore legno, zona manzanese, ho fatto anni di esperienza nel settore, tornerie, imballaggi. E in questo momento lei è disoccupato e sta cercando lavoro? Esatto, sì. Nuova collaborazione tra Comune e Università di Udine e Civici Musei, la mostra dedicata alle scoperte dell'Ateneo Friulano in terra assira. Conduce il pubblico nel cuore dell'antica Assiria, la mostra in programma dal 17 dicembre al 30 aprile al Castello di Udine, che presenta i risultati scientifici e le scoperte più importanti effettuate dagli archeologi coordinati dall'Università di Udine nella regione del Kurdistan in Iraq e nelle pianure dell'Alta Mesopotamia, che hanno contribuito a gettare luce sull'organizzazione territoriale locale attraverso la creazione di una vasta rete di infrastrutture. La mostra suggella il consolidato rapporto tra Comune e Università di Udine in un dialogo finalizzato alla crescita culturale della città. Ricerche straordinarie che hanno portato alla luce dei veri tesori, perché insomma si tratta di opere di un fascino incredibile, molto ben definite, che noi possiamo presentare o in originale o in riproduzioni in 3D che sono pressoché perfette e sono ospitate appunto nel mezzanino del castello. Sono degli spazi espositivi che sono stati creati con degli allestimenti particolari che non mancheranno di coinvolgere, affascinare, emozionare il pubblico. Tra Gorizia e Nova Gorica una pista ciclabile unisce Italia e Slovenia, laddove un tempo una rete divisoria fingeva da cortina di ferro.
È in via di ultimazione il progetto, promosso dal Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, che prevede tra i comuni di Gorizia, Nova Gorizia e Szentpéter-Wertőiba la realizzazione di 14 km di percorsi ciclopedonali a cavallo dell'ex confine. Una parte di questi tracciati si trova esattamente nel punto in cui, per decenni, il mondo occidentale e l'allora Jugoslavia si guardavano diffidenti attraverso le maglie di una rete metallica. È nei pressi di Piazza della Transalpina, tra Gorizia e Nova Gorizia, che meglio si coglie la simbologia di questo intervento transfrontaliero. La barriera divisoria è rimasta a ricordo e a monito di ciò che fu solo in un piccolo tratto. Per il resto, oggi, su quella linea c'è una pista ciclabile, senza che il fruitore capisca bene in quale stato tra Italia e Slovenia si trovi esattamente. Il lotto riguardante l'insieme di piste ciclabili fa parte di un più ampio progetto GECT dall'importo complessivo di circa 5 milioni di euro, che comprende anche la realizzazione della nuova passerella sopra l'Isonzo a Salcano, inaugurata 2 mesi fa, e di un parcheggio per camper a Szentpéter-Wertőiba. È stato presentato oggi alla sede dell'Associazione Sportiva Udinese il progetto A Proprio Agio, che intende inserire bambini e ragazzi con disabilità all'interno dei corsi già proposti dalla Polisportiva. L'idea principale è quella appunto che alla fine del progetto un genitore o un ragazzo stesso che voglia approcciarsi all'attività sportiva possa entrare all'ASU ed essere seguito nel suo processo di formazione sportiva a prescindere da quello che sono le sue peculiarità fisiche e intellettive. Questo però passa attraverso appunto lo sviluppo del progetto che abbiamo in mente, che è quello di una formazione a 360 gradi sulle disabilità e su come queste possono essere gestite all'interno di un gruppo o individualmente a seconda, come dicevo, delle caratteristiche personali di ogni singolo atleta, voglio chiamarlo atleta. E questo passa attraverso appunto il progetto di formazione che abbiamo esposto oggi e anche attraverso la creazione di percorsi individuali per ogni singolo atleta che si approccia all'attività sportiva. Quindi l'idea finale è che alla fine del progetto un genitore o un atleta possa entrare all'ASU e trovare la possibilità effettiva di sviluppare un percorso sportivo. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, buona giornata.